L'azienda agricola Topinambur è una cooperativa, si occupa di orticoltura e di un tipo di orticoltura che noi vogliamo definire con metodo sostenibile e ecologico. Noi produciamo ortaggi in 4 ettari di terreno e il nostro obiettivo non è solo quello di produrre, ma anche di mantenere l'ecosistema agricolo e naturale il più possibile capace di autorigenerarsi. Cosa vuol dire questo? Che cerchiamo di mantenere il suolo e la fertilità del suolo il più possibile viva e cerchiamo di utilizzare le risorse con la più etica possibile, sia l'acqua appunto che l'utilizzo dell'acqua che delle risorse naturali. Nel 2012 abbiamo partecipato ad un bando di finanziamento per attività agricola e imprenditoria giovanile. E grazie a questo bando abbiamo potuto avviare l'attività imprenditoriale e quindi acquistare tutta una serie di strumentazioni e di macchinari che ci hanno permesso di rendere produttiva l'azienda. L'azienda agricola Topinambur si occupa anche di attività culturale e didattica. 3 sono i contesti principali in cui noi cerchiamo di educare le persone. Uno è la scuola, quindi attraverso l'accreditamento come fattorie didattiche regionale entriamo nelle scuole e facciamo in modo che la scuola venga qui in azienda ad incontrarci. Il secondo contesto in cui noi ci proponiamo di educare la persona è il punto vendita. E nel punto vendita, infatti, dove facciamo vendita diretta dei nostri prodotti, c'è sempre una persona che sa che cosa succede in campagna, che conosce perfettamente qual è la stagionalità dei prodotti e che quindi cerca di educare il cliente a diventare il più consapevole e responsabile possibile nel momento in cui acquista. Il terzo contesto per noi importante educativo è quello che si rivolge agli adulti, attraverso dei corsi di formazione relativi all'alimentazione, relativi alla cucina, ma anche attraverso delle serate tematiche e dei corsi di formazione sull'orticoltura biologica, cerchiamo di formare l'adulto a delle scelte responsabili. Noi abbiamo una responsabilità grande, che è quella di fare la differenza rispetto a quello che finora è stato l'agricoltura. Io vorrei appunto che i giovani che oggi si impegnano in questo, anche grazie a dei finanziamenti che permettono lo start-up, possano dire che l'agricoltura non è produzione di merce, ma è produzione di cibo, che è la nostra vita, è ciò che ci permette di vivere ed è la nostra essenza.